Buongiorno e bentrovati a questa nuova edizione della rassegna stampa di sabato 6 maggio. Eccoci sul Corriere delle Alpi. Il titolo in prima pagina quest'oggi: Dal Paus, Vanoi insulto alla memoria del Vajont. Affondo del professore di idraulica contro il piano regionale di opere per l'emergenza acqua. È scandaloso che le risorse per le difese idrauliche finiscano alla agricoltura. Questo il parere del professore emerito della Università di Padova. E a questo tema il Corriere delle Alpi dedica una intera pagina. Questo il titolo proposto: siccità, Dal Paus boccia il piano Veneto, un insulto alla memoria del Vajont. Il professore emerito di idraulica, contrario alla costruzione della diga del Vanoi. I morti vanno ricordati non solo con le commemorazioni. Si tratta di un'opera che è prevista dalla Regione Veneto. Tra le prioritarie la costruzione di questa diga per affrontare l'emergenza idrica della nostra regione. Una diga nel Feltrino che dovrebbe aiutare a superare il problema della siccità. E il Corriere delle Alpi evidenzia alcune frasi dell'intervista che ha realizzato col professor Dal Paus. La Regione Veneto dovrebbe essere più attenta al nostro passato. Questa è una delle motivazioni che lo spingono a dire no alla costruzione della nuova diga. Scandaloso che i soldi per la difesa idraulica siano usati per la irrigazione, perché poi l'acqua che verrebbe tenuta nel bacino che si verrebbe a creare sarebbe usata anche per l'irrigazione. Non esiste solo l'agricoltura, continua Dal Paus, perché prendere acqua d'inverno? E ancora i consorzi riflettano prima sull'attualità dei loro sistemi di irrigazione. Questo infatti è un altro dei temi, la necessità di ammodernare i sistemi di irrigazione in modo che utilizzino al meglio l'acqua senza sprecarla. Rabbia al pago. Alla pianura non interessa la nostra sicurezza. La galleria scolmatrice del lago di Santa Croce non passa l'esame. Questa un'altra delle opere previste dalla Regione Veneto, sempre per far fronte alla emergenza idrica. Fondi PNRR a rischio. I prefetti veneti scendono in campo per aiutare i comuni. Saranno creati 7 presidi territoriali e un tavolo regionale. Conte: abbiamo bisogno di tempi e somme ben definite. Si tratta del sindaco Mario Conte. Alla base dei ritardi c'è l'aumento dei costi delle materie prime e dell'energia. Si tratta dei ritardi nell'utilizzare i soldi messi a disposizione dal PNR e, come è noto, se non si rispetta la tempistica c'è anche il rischio di perdere questi finanziamenti. Ma da questa tematica di carattere provinciale ma anche regionale passiamo alla parte del giornale del Corriere delle Alpi che viene dedicata alla provincia di Belluno e che inizia con un articolo, un caso, scrive il giornale: autovelox esposto in procura, illegittimi e mal segnalati. Miglior tutela coinvolge anche ANAC e Corte dei Conti in merito ai dispositivi. Alevego e Maresiga, alle porte di Belluno, vengono utilizzati su strade che sono prive dei requisiti, viene fatto presente, e ci sono anche 2 immagini dei 2 autovelox che sono contestati. E sempre da Belluno: circolo tennis accessibile, con le rampe per i disabili, 3 campi senza barriere. Roccon, assessore del comune di Belluno: è un intervento atteso da diverso tempo. Durante l'anno sistemeremo anche recinzioni e muretti. Un inghippo frena l'impianto per il paddle. Riforma dello sport. Ben vengano le regole, ma equiparare tutte le società è un errore. Fiabane
tributarista e dirigente della Canottieri, formazione di calcio a 5 di Belluno, sottolinea troppi i nodi ancora da sciogliere, sia prorogata al 1° gennaio. C'è la richiesta appunto di avere più tempo per potersi adeguare alle nuove regole. Tagli fiscali, servizi e più telelavoro. Così la montagna conquisterà i giovani. Il presidente dell'UNCEM, l'Unione dei Comuni e delle Comunità Montane, Bussone, chiede più impegno a governo e sindaci. L'europarlamentare Panza, la svolta arriverà con la nuova legge. Questi alcuni dei pareri raccolti nella presentazione del convegno che oggi e domani Confindustria Belluno propone nella città capoluogo a Belluno su questi temi, sul tema della montagna, del cambiamento climatico, delle prospettive per il futuro. Incendio simulato al liceo Rainier di Belluno con prove di evacuazione. Un professore intossicato e bloccato, una studentessa ferita. Queste le conseguenze dell'incendio simulato, per rendere più realistica la esercitazione, per la quale sono intervenuti presso la scuola anche i vigili del fuoco e il SUEM. Si tratta della manifestazione dell'appuntamento bellunese della manifestazione Scuola Sicura Veneto, proposta dalla Protezione Civile regionale. L'assessore bellunese in regione Giampaolo Buttacin: il nostro obiettivo, ha dichiarato, è educare i giovani a prevenire i rischi. Di qui queste esercitazioni che vengono svolte in tutte le province del Veneto. Passiamo a parlare di rifiuti. Il Maserot, l'impianto che si trova in comune di Santa Giustina, ha 3 proprietari. La regione vuole regolarizzare terreno demaniale, stabile della provincia e macchinari di Dolomiti Ambiente, strade ai costi di ripristino mai considerati, tutto da sistemare prima della vendita per arrivare a una gestione unica provinciale dei rifiuti. Proloco. Domani c'è l'assemblea provinciale con bilancio e calendario 2023. L'UMPLI, l'Unione Provinciale delle Proloco, si ritroverà al Palazzo delle Contesse di Mel. Spazio anche alla formazione burocratica per poter mettere in grado le Proloco di organizzare senza problemi i loro appuntamenti. Stress lavoro correlato. Giornata di formazione a Belluno per la polizia locale. Cassa Rurale Dolomiti, un anno di crescita, donati al soccorso alpino 100.000 euro. La banca ha 2.329 soci bellunesi e oltre 16.000 clienti nei 10 sportelli presenti in provincia di Belluno. Vogliamo consolidarci ancora di più a Belluno. Questa è una delle dichiarazioni dei loro dirigenti. E poi una notizia su Telebelluno, l'emittente del capoluogo che si trasforma in società benefit e rinnova il palinsesto. Denuncia redditi, gli sportelli della CISL aperti anche il sabato per la campagna fiscale. Ed eccoci sulla pagina di Feltre. Scontro sui mutui. I soldi risparmiati erano per il welfare. L'opposizione in consiglio comunale a Feltre lamenta la gestione della maggioranza. Non serviva aumentare l'IRPEF, c'è poca trasparenza. Queste le critiche che vengono avanzate. Variazione di bilancio all'esame del consiglio comunale convocato per lunedì alle 18:30. Trento si è dimenticato della condivisione sull'uso di quei fondi durante la pandemia. E sempre da Feltri, Laura Favretti va in pensione, ostetrice e ginecologia, perde la sua primaria. La professionista lascia a fine agosto.
Galleria Rizzarda, vetrine con luci a LED nel bookshop del museo. E domani, prima uscita per il Palio con i 4 quartieri alla Santa Messa di San Vittore. Ed eccoci a Seren del Grappa. Branco di 6 lupi scorazza nella valle. Abbiamo paura. Una fototrappola ha catturato il passaggio di animali adulti. Zaccone, il predatore fotografato anche a Caupo, frazione che si trova vicino a Seren del Grappa. Arsier, fino al 1 giugno, galleria chiusa di notte in direzione Feltre. I Lions Club per l'Africa, 2 serate dedicate a migranti e povertà. Ospiti i missionari Moschetti e Chizito. Lunedì prossimo alle 20:30 interverrà padre Daniele Moschetti, mentre sabato 13 alla stessa ora sarà il turno di padre Renato Chizito Sesana. Gli appuntamenti sono realizzati anche in collaborazione con il Centro Missionario Diocesano. Fatturato record per La Fiorita, alla ricerca di nuovi spazi. Gelate, grandi necessità non hanno impedito alla cooperativa di Cesio Maggiore di certificare i numeri positivi. Garlette servono un magazzino e un laboratorio. Il nuovo direttivo li individuerà. Fonzaso, Scalabrin, parrocchie tutte rappresentate nella fondazione. Tutte le comunità interessate dall'istituzione della Fondazione Opera della Speranza sono state e sono coinvolte. E questo è il messaggio che la Presidenza della Fondazione invia al gruppo di 381 cittadini di Fonzaso che hanno firmato la petizione chiedendo chiarimenti sull'operazione compiuta dalla Diocesi di Padova in collaborazione con le parrocchie di Alano, Querovas e Fonzaso per una gestione più efficiente delle case di riposo e delle scuole dell'infanzia del Basso Feltrino e di Fonzaso, scuole gestite dalla stessa fondazione. Arsier, mattinata di pulizia con più di 150 volontari. E poi una notizia relativa alla sagra di San Gottardo prevista per la giornata di domenica 7 maggio a Querovas. Novità positive per la sanità territoriale nei comuni di Cesio Maggiore e Sedico. In servizio dal 1 giugno i nuovi medici di base che arrivano dal veneziano. Si tratta di Greta Lorenzon e Marco Penzo. La prima avrà l'ambulatorio a Sedico, il secondo a Cesio Maggiore, che si dicono stimolati dalla nuova sfida. Il sindaco di Sedico Deon, la comunità saprà accoglierli e aiutarli. Una scuola trevigiana riqualifica un sentiero vicino ai brand dell'Art nella zona di Trichiana. Orti comuni. Atto secondo, individuata una nuova area in zona industriale ex Conib. L'amministrazione di Sedico pronta ad assegnare i lotti ai richiedenti. Oggi un corso gratuito aperto a tutti per spiegare l'arte di coltivare. E siamo a Longarone. Arriva il giro, viabilità modificata e sotto stress. Il sindaco Padrin chiude le scuole. Sarà impossibile garantire l'accesso ai plessi. L'ordinanza dalle 12 del 25 a tutta la giornata del 26 maggio, le giornate in cui Longarone sarà interessata dall'arrivo e dal passaggio della carovana rosa del Giro d'Italia di ciclismo. Depra, spot per l'Alpago, porterò nella Conca una gara di auto d'epoca. L'imprenditore spera di farsela già per il 2024. Sempre a Longarone, lunedì alle 20, una serata sul tema del bullismo su internet a cura di Roberta Gallego, della sostituto procuratore
presso il Tribunale di Belluno. Tambre, il 17 maggio e il 9 giugno, ultimi 2 incontri nelle frazioni, la sindaca Bona, bene i primi 3 appuntamenti. E siamo in Agordino, miniere del Fursil, i lavori sono in stallo. Protesta l'assessore di Colle Santa Lucia, Troi. Abbiamo perso già 4 mesi, ma finché non ci sarà il presidente del comitato paritetico non si potrà risolvere il problema. Maggio a Gordino, comunità energetiche, il fil rouge del 2023. Ieri prima serata dell'evento targato APIM, ma si parlerà anche di scuole e di lavoro. Riso fa buon sangue. Avis e ABVS, l'associazione bellunese Volontari del Sangue, cerca donatori. Stasera alle 20:45 spettacolo al Pala Falcade. Ed eccoci a Cortina d'Ampezzo. Estate americana, il nuovo volo Delta fa impennare le prenotazioni. Stefano Pirro dell'Asso Albergatori, prosegue il trend positivo, la qualità dei nostri servizi ha fama anche all'estero. A Pieve di Cadore e Valle di Cadore domani una pedonata per avvicinare i cittadini alla Croce Rossa. Pala del Tiziano. Dopo 460 anni, pulizia e restauro conservativo. L'iniziativa è della Fondazione che celebra il suo ventennale in sinergia con la ditta Galvalux. L'obiettivo è ridare all'opera che è ospitata nella chiesa arcidiaconale di Pieve di Cadore i colori originali e riportarla in chiesa in Santa Maria Nascente entro giugno. Una volta al suo posto, l'opera sarà dotata di un nuovo sistema illuminotecnico. Si tratta dell'opera Madonna col Bambino tra i santi Tiziano, Andrea e un accolito, realizzata da Tiziano con l'aiuto probabilmente della sua bottega tra il 1559 e il 1568. Una ciclopedonale del lago nell'ottica della sostenibilità. Gremito il Cosmo alla presentazione di questa nuova opera. Non solo formaggio, spazio anche a vini locali e ai prodotti del territorio. Domani in piazza Luciani a Mel c'è Formai, le forme del gusto, dalle 9 alle 20 stand, degustazioni, cucina locale e incontri. Proiezione a Col dei Piat, a Lentiai, de Il Pastore di Nuvole. Oggi alle 15:30. Si tratta di un cortometraggio ambientato nei prati di Malga Garda. E concludiamo con alcune notizie sportive. La Dolomiti Bellunesi, la formazione di calcio che milita in Serie D, si gioca domani la salvezza, processi e rese dei conti rinviati di 90 minuti. L'allenatore Zanin non ammette distrazioni domani contro il Montebelluna, recuperata gran parte della rosa, soltanto Alari non è al meglio. Alla formazione bellunese serve un punto per essere sicura di guadagnare la salvezza. E per quanto riguarda la pallavolo, De Cecco e Colussi puntano in alto. Porteremo la Darold Logistics Belluno ai fasti di un tempo. Il nuovo tecnico affianca il coach e trasferirà in provincia la sua famiglia. Sarà impegnato anche con la Slovenia. Si chiude qui questa edizione della rassegna stampa. A tutti voi il più cordiale a risentirci.